Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella Live Splash del vostro maretto veneziano e oggi voglio parlare dell'importanza della femminilità o delle donne nel campo esoterico, eterico, astrale, chiamatelo come volete, magia, ermetismo, chiamatelo come volete, no? Tutto ciò che è dentro nella branchia dell'ermetismo. Ma prima di fare questo, il vostro maretto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale YouTube del vostro maretto veneziano, vi chiede di venire nei nostri gruppi social, abbiamo due gruppi in Facebook, i Casti Sacerdotali e Radionica, Radiestesia, Tarologia e Dermatismo. I link sono sotto qui in descrizione, quindi vi potete già collegare da qua e iscrivetevi così che ci farete contenti. Ad esempio in Radionica, Radiestesia, Tarologia e Dermatismo siamo più di 1430 amicizie. In più abbiamo un sito del Capitano che si chiama ilcapitano.altavista.org, il link qui sotto in descrizione, dove potete scaricare tranquillamente più di 20 ebook di radionica radiestesia con tanto di istruzioni. Il vostro Marietto li ha fatti nel 2015 circa, più o meno, no? Ne hanno già scaricati qualcosa come 150.000 e il vostro Marietto ha regalato all'umanità più di 2 milioni di circuiti radionici e quadranti radiestesici con tanto di istruzioni gratuitamente. In più abbiamo anche una sezione shop dove ad esempio potete comprare questo amuleto talismano da 150 euro più 10 euro di spedizione per raccomandato e tante altre cose di illegale maretto veneziano, sempre in sezione shop. Il link qui sotto in descrizione. Bene, parliamo un po' dell'importanza delle donne nella magia. No? Come ho già detto in altre pillole, in antico Egitto il sesso femminile, le donne avevano un'importanza grandissima nel settore magico. Infatti, nelle varie, come si dice, geroglifici che ci sono in piramidi, si vede sempre una donna e che accompagna un piccolo bambino maschietto, no? In cui si vede che lo istruisce. Quando a un certo punto saliva di gradi, incominciava anche ad avere dei riconoscimenti e in alcuni casi, quando il bambino raggiungeva delle conoscenze esoteriche importanti, gli veniva data una parrucca così da assomigliare a una donna, no? Quindi, perché dico questo? Perché chiaramente le donne oggigiorno dopo lo sterminio delle streghe del 1100-1200 che la Chiesa di Stato ha perpetuato verso le donne, in un certo senso possono riprendere il dominio delle conoscenze, o se non il dominio, incominciarsi a avvicinarsi in modo più sicuro e capire le potenzialità, perché sento molte committenti che hanno paura, hanno paura di muoversi, no? Il Marietto ha messo alcune pillole di difesa per questo settore, cioè queste branche di soggetti deboli, fragili, no? In cui insomma la Chiesa di Stato dopo il 1000 ha sistematicamente distrutto. Pensate che fino al 1000 per la Chiesa di Stato le donne non avevano peggio che gli animali. Oggigiorno, dal mio punto di vista, le donne devono riprendere il dominio della stalla, devono difendere la stalla con unghie e con denti e meglio che la magia non c'è niente perché è gratis, nel senso se si hanno conoscenze, poi è chiaro che vi ho spiegato che ci vogliono tanti soldi per materiale, roba del genere, ma diciamo che se seguono e studiano possono raggiungere in modo economico una certa potenzialità e aiutare altre persone, no? Quindi vi invito sempre a seguire, ad esempio, le pillole del vostro Marietto. Ad esempio, io ho fatto una pillola con le polpette, tanto per aiutare alcune fasce di donne fragili, in cui magari sono vessate, gli hanno fatto mobbing, violentate, perseguitate, insomma, gli hanno fatto di tutti i colori. Ecco, già con una pillola con la polpetta, il sesso femminile può cominciare a difendersi e incominciare a far capire che non si fanno i birichini, no? In più, chiaramente anche nelle shop potete acquistare dei sigilli che vi possono aiutare a rinforzare il vostro campo aurico eterico. Bene, cari amici, io penso di aver detto tutto. Vi ricordo che questa sera alle 21:30 abbiamo nel canale di Illegale le sibille interattive gratuite e col vostro Marietto circa alle 18:30 sibille interattive gratuite sempre in questo canale. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.